Noi abbiamo l'idea di Raffaella Carrà bionda e col caschetto. Non è Sì. così? No, Raffaella Carrà è la scura di capelli e riccia di capelli proprio. Però lei ci teneva a questo casco che per lei diceva guai mai, diceva, a me mi ha detto, "È la fortuna che mi ha dato questa pettinatura, questo taglio di capelli, lei ci credeva molto ed era molto scaramantica. Diceva non voglio assolutamente cambiare mai pettinatura. Più che un taglio di capelli, un portafortuna, il celebre caschetto biondo che Raffaella Carrà ha indossato e mai abbandonato. A curarlo nel 1978 Cele Vergottini, il parrucchiere milanese delle star, ha chiamato Lauretta Furlan, che a Padova e Bologna gestiva 2 negozi Vergottini. Avevamo lo stesso sistema, lo stesso metodo, si lavava i capelli con la brocca dell'acqua, non direttamente con il getto e lei ci teneva molto, Raffaella Carrà, a tutte queste cose. Poi Cele le ha fatto questo meraviglioso taglio di capelli e quando doveva girare questa trasmissione, diciamo, per la TV, ci ha chiesto, i Vergottini, mi ha detto proprio, Celle, dice, andresti a pettinare la Carà, le puoi lasciare una ragazza lì fissa? Ho detto sì, sì, non c'è nessun problema. Difatti, quando deve tagliare, dice ci vai tu. Una lavorante pronta per ogni necessità, a regolare la frangia e il taglio di capelli ci andava proprio Lauretta, che di Raffaella ricorda la grandezza e la semplicità. Era la romagnola, ecco, proprio piacevole, simpatica, allegra, sempre sorridente e mi diceva sempre quanto mi piace, sono qui, quanto mi piace mangiare, perché lei piace andare anche su un'osteria lì che facevano bene da mangiare in Romagna e dice purtroppo devo tenermi per la mia dieta, che altrimenti non ci sto più dentro nei vestiti. Ed ecco che siamo mangiati una piadina assieme con il formaggio squacquarone romagnolo, buonissimo. E poi una serata in discoteca con Raffa che Lauretta ricorda così. Una donna del popolo, voglio dire, l'artista del popolo. Lasciati forbici e pettine, Lauretta Furlan ha dedicato la sua vita per gli altri, fondando nel 2004 il Centro Archimede per i bambini iperattivi, tanto da diventare nel 2020 padovana eccellente. Per il bene fatto e per il modo di essere, Lauretta è felice che l'Italia ricordi Raffaella. Io lo dico tanto con il cuore, ricordiamo Raffaella Carrà per quello che era, mi viene da piangere, per quello che era nella vita, per l'insegnamento che ha dato a tutti noi. Ciao Raffaella.